due robe sugli immigrati. La prima, vedo che ogni tanto continua sta fandogna, la regione deve coordinare, io dico vai avanti te che a me viene da ridere, cioè questo potrebbe essere il mood di questa dichiarazione. La regione coordini come fanno le altre regioni. Primo, in quel famoso accordo 10 luglio 2014 non è prevista alcuna azione di coordinamento della regione, c'è scritto che il Ministero dà le quote alle prefetture, le prefetture le destinano sul territorio. Secondo, non è vietato a nessuno di ricevere profughi o immigrati. Quindi quando leggo queste dichiarazioni che vengono sempre da esponenti della sinistra, guarda caso, si capisce chiaramente che l'obiettivo non è quello di portare a casa coordinamento, ma che è quello di spostare l'obiettivo, i riflettori dal governo alla regione del Veneto. Noi non coordineremo mai nulla. Penso che c'è un'autorevole associazione, visto che vedo tanti esponenti anche tra i sindaci di sinistra che dicono ste robe, c'è un'autorevole associazione che si chiama ANCI a livello nazionale e a livello regionale, che io rispetto, che lei, con la quale abbiamo un ottimo rapporto, che spesso questa associazione va a invocare soprattutto a livello nazionale autonomia, che è un'associazione in grado di dettare l'agenda dei lavori al governo, perché io la vedo i tavoli, insomma, quando parlano i sindaci, i rappresentanti dei sindaci dei comuni italiani, sono cose che non conta niente al tavolo. Non a caso all'assemblea dell'ANCI ci vanno tutti, tutto l'arco costituzionale a parlare, a incontrare i sindaci. Guardate che non è vietato che l'ANCI si riunisca ai sindaci in una stanza sul 579 e chieda quanti ne volete a testa di immigrati. Finiamola questa farsa. Se vogliamo andare al vedo è sufficiente che l'ANCI faccia questo. Però il dato che sappiamo, confermato anche dalla Presidente dell'ANCI che era all'Assemblea, che era l'ultimo comitato di coordinamento in prefettura a Venezia, è che su 579 comuni, quelli che hanno dato formale disponibilità sono 5. Allora, delle due l'una. Se tutti sono disponibili ad accettare immigrati, seguite il mio ragionamento, se tutti sono disponibili ad accettare immigrati, 579 comuni, mi sembra ovvio che non serve il coordinamento della regione, basta chiamarli che mandi gli immigrati. Se non sono disponibili vuol dire che il coordinamento della regione non serve niente. Allora finitela di prenderci per le palle.